Focus TG 12:03, siamo in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del Veneto, dal Veneto, una edizione molto importante, questa di oggi, sabato 22 gennaio, perché? Perché fra poco daremo la linea al presidente Luca Zaia per il consueto punto stampa dedicato alla situazione chiaramente epidemiologica, ma in attesa di dare la linea al governatore abbiamo tante notizie, tanti collegamenti, ci sposteremo nel Vicentino, nel Padovano, a Bassano per raccontarvi di un sabato che appunto ha tanto da raccontare. Parleremo del nuovo DPCM, parleremo del caro bollette, vedremo insieme come stanno andando le cose relative ai nuovi obblighi per il Green Pass e poi una pagina dedicata alla sanità e alla situazione epidemiologica. Insomma, come ci piace dire, visto che andiamo in onda a orario di pranzo, un menù ricco e allora serviamo subito, permettetemi, la prima portata con un servizio che va a riepilogare un po' quelle che sono le novità del nuovo DPCM del governo, un documento in cui sono state tracciate delle linee guida precise con la lista delle attività in cui è obbligatorio possedere, dimostrare di avere e appunto mostrare il Green Pass. Insomma, cerchiamo di fare un po' di chiarezza nel nostro primo servizio. Esigenze alimentari di prima necessità, esigenze di salute, di sicurezza ed esigenze di giustizia sono le 4 macro aree individuate dal governo nel nuovo DPCM firmato nel pomeriggio dal Premier Draghi, che mette nero su bianco le attività commerciali nelle quali dal 1 febbraio si potrà accedere anche senza Green Pass. Il decreto elenca una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso, fondamentali per garantire le esigenze essenziali e primarie della persona. E allora nel dettaglio, iniziando dalle attività alimentari e di prima necessità, non servirà essere in possesso della certificazione verde per accedere al commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande come ipermercati, supermercati o discount. In esercizi specializzati al commercio al dettaglio di prodotti surgelati, per animali domestici, carburante per autotrazione di articoli medicali e ortopedici e ancora commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, di articoli igienico-sanitari, di medicinali come farmacie o parafarmacie. Per quanto riguarda le attività che rientrano nella categoria salute, il DPCM chiarisce che è sempre consentito l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Questi ultimi però, per rimanere all'interno delle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, dovranno aver fatto il booster oppure avere l'esito di un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti se hanno solo 2 dosi di vaccino o sono guariti dal virus. Alla voce sicurezza rientrano gli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, il cui accesso è consentito senza Green Pass, non obbligatorio nemmeno per entrare negli uffici giudiziari, dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Non sarà invece possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non in possesso del Green Pass, necessario anche per acquistare sigarette, libri e giornali, ma non nei chioschi all'aperto o ai distributori automatici. La prima bozza del decreto aveva aperto alcuni interrogativi relativamente ai supermercati. Alcune interpretazioni volevano che l'accesso ai market per chi sprovvisto di certificazione verde fosse limitata al solo acquisto di generi di prima necessità, come generi alimentari, e che non potesse mettere nel carrello altri prodotti. Nel tardo pomeriggio però a chiarire la questione ci pensa lo stesso governo con una FAQ ad hoc sul suo sito che specifica che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green Pass possono acquistare qualsiasi tipo di merce anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie. E rieccoci in studio, ma solo per pochi secondi, perché ci spostiamo a Padova dal nostro collega Francesco Ratai, in una Padova che stamattina si è svegliata ombrata dalla triste notizia della scomparsa di Gianni Di Marzio. Francesco, immagino che ci parlerai di questo e anche di altro, a te la linea.
Esattamente Alex, Padova si è svegliata un po' più triste, noi siamo nel centro di Padova, quel centro in cui si poteva incontrare facilmente Gianni Di Marzio che dopo un lungo peregrinare per l'Italia aveva scelto Padova come città d'adozione. È mancato 82 anni e l'ha comunicato stamattina tramite Twitter con un messaggio carico d'amore il figlio, anche lui giornalista sportivo. Siamo in centro a Padova, siamo davanti al caffè Pedrocchi, lo riconoscerete, per un'altra notizia però, perché oggi il sindaco di Padova, Sergio Giordani, scioglierà le riserve e annuncerà la sua candidatura per le amministrative che presumibilmente si terranno a inizio estate qua a Padova, dopo i 5 anni del suo mandato. È una candidatura di cui non c'era certezza fino ad oggi, che oggi il sindaco renderà definitiva, parte quindi la campagna elettorale, possiamo dire, qua nella città del Santo. Il suo sfidante molto probabilmente sarà Peghin, l'imprenditore sostenuto dal centrodestra, una candidatura che sta creando anche dei malumori. L'abbiamo raccontato con i nostri servizi in settimana, dei malumori all'interno della Lega che avrebbero preferito qualcuno più legato alla base del partito. Da Padova è tutto, Alex. Francesco, io ti ringrazio per il tuo collegamento, ti lasciamo al tuo lavoro e ce n'è tanto anche in questo sabato 22 gennaio. Noi raccogliamo le testimonianze e la voce dei nostri cittadini per portarli a casa vostra, come dico sempre, l'informazione del Veneto dal Veneto. Come dicevamo, una Padova che si è svegliata più triste, come ci ha raccontato il nostro collega Francesco Aratai, e tutta la redazione di Rete Veneta e di Media Nord-Est si unisce chiaramente al cordoglio per la scomparsa di un collega che ha segnato la storia del giornalismo sportivo e non solo, insomma, perché è stato anche direttore sportivo, è stato il cosiddetto scopritore di Diego Armando Maradona, insomma una figura che si è fatta apprezzare da nord a sud per la sua correttezza, per la sua gentilezza, per la sua competenza, Gianni Di Marzio, e quindi alla famiglia va tutto il nostro cordoglio. Rientriamo adesso a parlare di argomenti che chiaramente sono un po' più leggeri sicuramente, perché sono giorni un po' anche di confusione questi fra l'entrata in vigore del nuovo DPCM, abbiamo visto prima il servizio, fra l'obbligo di Green Pass in attività commerciali come parrucchieri, come estetisti. Allora noi adesso, prima di un break pubblicitario, guardiamo insieme la situazione legata proprio al Green Pass obbligatorio nei parrucchieri. Siamo nel Padovano. E così da oggi il Green Pass è sbarcato anche da parrucchiere, barbieri ed estetiste, clienti pronti ad esibirlo e consapevoli della novità che si appresta ad essere estesa anche ad altre attività. Avvisati per tempo dal loro parrucchiere di fiducia, sia telefonicamente sia via social. È una cosa giusta per tutti, perché così ci tuteliamo e cerchiamo di essere più completi, diciamo, più sicuri. Dello stesso avviso anche i titolari che antepongono la tutela della salute al resto, pur non nascondendo inevitabili preoccupazioni. Questo permetterà al cliente un'ulteriore sicurezza quando si trova all'interno dei nostri centri, la consapevolezza che tutte le persone che sono all'interno sono vaccinate. Dall'altro lato la preoccupazione per la categoria è quella di vedere una diminuzione del fatturato, ovviamente. Questo lo sapremo nel tempo. E se così fosse, sono pronti a chiedere un sostegno al governo, come già avvenuto in passato. Ossia la possibilità di attivare la cassa integrazione per i nostri collaboratori che hanno il diritto di essere tutelati. I nostri collaboratori sono importanti per noi. Dall'altro la possibilità di avere dei ristori a fondo perduto. Tra le preoccupazioni anche quelle legate alla possibilità che si diffonda il fenomeno dell'abusivismo. La preoccupazione per l'abusivismo c'è ed è una preoccupazione reale.
Purtroppo sotto questo punto di vista come CNA noi ci stiamo muovendo da tempo, abbiamo sensibilizzato i comuni e nello specifico proprio i sindaci dei comuni del Padovano che hanno risposto accogliendo molto favorevolmente quello che la CNA ha messo in campo contro l'abusivismo. Siamo a chiedere i controlli, più di questo noi non possiamo fare. Come annunciato, rientriamo in studio per lanciare la pubblicità. 1 minuto e torniamo da voi. Focus TG, ben ritrovati, siamo in diretta, sono le 12:15, fra poco, come vedete anche in sovraimpressione, daremo spazio alla conferenza stampa del presidente Luca Zaia che farà il punto sulla situazione epidemiologica in Veneto, tanti argomenti quelli all'ordine del giorno, quindi in attesa di collegarci con la regione, con il presidente Luca Zaia, noi ci colleghiamo con Vicenza, con il nostro collega Daniele Garbin, perché l'argomento del giorno, oltre chiaramente a quello che riguarda la sanità, è il nuovo DPCM, sono le nuove regole che entreranno in vigore dal 1° di febbraio. Quindi Daniele, aggiornaci su che aria tira a Vicenza proprio riguardo a queste novità. Sì, buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Proprio in questo momento abbiamo concluso un giro, proprio io stesso, tra le novità, diciamo che abbiamo voluto fare un focus in particolare su 2 aspetti delle restrizioni, per cui dal 1° febbraio sarà obbligatorio per il Green Pass. Da una parte le poste, per cui i pensionati non è sprovvisto di Green Pass non potrà ritirare la pensione se non avrà esibito il certificato verde, e i tabaccai, altra categoria che proprio abbiamo anche sentito alcuni rappresentanti che anche per quanto riguarda loro, non essendo ritenuto dal governo una attività, un servizio essenziale, saranno tenuti a chiedere proprio ai propri clienti il certificato anche loro. Ecco, diciamo subito che Vicenza sostanzialmente si dice d'accordo. Ecco, parlo dei cittadini, dei consumatori. Ovviamente i professionisti che abbiamo sentito sono veramente preoccupati perché parlano di grosse riduzioni del loro già mercato per il periodo precedente. Uno ci parlava addirittura di una riduzione del 40%, per cui vedeva questa misura proprio così, con preoccupazione. Ovviamente capiscono e sperano per questo idea di storie, però ovviamente, visto anche i precedenti, sono abbastanza pessimisti e questa è la situazione. Mediamente anche le persone, per quanto riguarda la discussione della posta, si dicono d'accordo del provvedimento proprio perché va sempre nella stessa direzione, cioè obbligare le persone a vaccinarsi e mettersi in sicurezza. E questo aspetto, ecco, a parte anche qui qualche opinione contraria, sostanzialmente la maggioranza si dice d'accordo per questi assolutamente. Daniele, approfitto della tua presenza perché hai seguito da vicino tutto quello che riguarda le questioni di stretta attualità legate al lago di Fimone, legate al nuovo piano faunistico approvato. Dacci anche in questo caso gli ultimi aggiornamenti. Sì, e infatti è stata una delle ultime operazioni proprio da vicentini, prima ancora che essere rappresentanti politici di alcune parti. Questo è un ottimo risultato per i vicentini, i politici vicentini che questa volta si sono uniti in Consiglio regionale per approvare quello che è uno delle più grandi aree protette che sono in Veneto, che parte dal lago di Fimone fino ad arrivare alle Ose di Casale e una porzione di Monteberico, e un'altra parte invece che sempre da Monteberico va verso Sant'Agostino, che conosce la zona del Bosco del Quarello. In queste 2 zone la caccia sarà vietata. Sono distinte per delle funzioni, una sarà un'ose di ripopolamento, l'altra invece sarà semplicemente vincolata a determinate funzioni, però sostanzialmente si sono unite queste zone fino a trasformarle in questa unica grande oasi. Diciamo che è un equilibrio, adesso lì le valutazioni cambiano, le sfumature ovviamente a seconda delle parti politiche, per cui si dicono soddisfatte o meno del piano faunistico, ma tutte si dicono soddisfatte per quello che si è portato a casa. Ecco, questa è una buona notizia.
ovviamente chi aveva proposto la riduzione, lo stesso sindaco di Arcugnano che avevamo sentito era molto preoccupato che potesse essere proprio ridotta solo alle rive del lago, invece così si è vista approvare invece l'estensione della protezione. Quindi in prospettiva questa volta bisogna dire che anche la politica, al di là delle differenze, però è riuscita a portare a casa. Questo è un ottimo segnale. Noi ieri abbiamo sentito il consigliere regionale Stefano Giacomin della Lega, abbiamo anche raccolto l'opinione di Giacomo Possamai invece del PD, anche lui che si era reso interprete sia in favore del lago di Fimon, della tutela, anche perché resta sempre in sospeso la questione dell'organo che dovrà poi occuparsi della ordinaria manutenzione, ma soprattutto in particolare di questo provvedimento che aveva sollecitato proprio con delle interrogazioni proprio per riuscire a portare a casa questa protezione. E bisogna dire che da Vicentini ce l'abbiamo fatta. Adesso vedremo come si tradurrà, però daremo voce anche a questa volta all'iter che è stato burocratico promosso dal PD con Giacomo Possamai. Un'ultima cosa, qualche magari breve di cronaca prima di salutarci, hai qualche notizia? Sì, delle notizie vengono da Schio, riguardano dei 22enne che avrebbe utilizzato una carta di credito rubata. I carabinieri hanno segnalato questa situazione, dovrà rispondere proprio di questo uso di questa carta di credito, e una 22enne sempre di Schio che avrebbe molestato un compagno, una relazione che è finita, e lei attraverso prima i social, utilizzando dei profili fake, poi addirittura danneggiando l'automobile, insomma avrebbe proprio perseguitato in modo anche aggressivo, e dovrà rispondere ovviamente l'autorità giudiziaria di questo. Più ci segnalano da Camisano un danneggiamento da parte di vandali di uno distributore di gel della chiesa, di una chiesetta. È stato proprio il parroco ad avvertire i carabinieri che sono intervenuti. Per fortuna non si è esteso il rogo, però insomma è un segnale così preoccupante. E allora Daniele, grazie per il tuo collegamento, per i tuoi puntuali interventi. Noi salutiamo Daniele Garbin da Vicenza e torniamo a seguire il filone principale, il discorso principale che è sulla bocca di tutti insomma in queste ore, legato, come vi dicevo in apertura, al nuovo DPCM, al obbligo di Green Pass in determinate attività commerciali, ma insieme a questo problema gli imprenditori, gli esercenti lamentano un altro grosso deficit e un'altra preoccupazione non da poco, quella del caro bollette. Ieri siamo andati a Bassano per appunto testare un po' l'umore degli esercenti, delle persone che si sono viste in alcuni casi recapitare bollette, pensate, con aumenti anche del 200%. Noi abbiamo notato un aumento della corrente proprio grosso, avevamo fatture circa di 700 euro al mese e adesso siamo arrivati ad avere delle fatture di 1.200-1.300 euro. Il rincaro generalizzato del costo dell'energia rappresenta uno shock che rischia di compromettere la ripresa dell'economia italiana nel breve termine, penalizzati specialmente le medie e piccole imprese che rappresentano il cuore pulsante del nostro paese. Da settembre-ottobre abbiamo cominciato a vedere un aumento notevole delle fatture. Stangata sulle bollette che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e va ad influenzare l'aumento generale dei prezzi di beni di primaria necessità. Proporrei di cercare di contenere il costo dell'elettricità perché incide su tutte le materie prime e quindi alla fine è il consumatore che ne paga. I prezzi dei vostri prodotti si sono rincarati anche quelli? Leggermente, purtroppo sì, di recente anche da 2 giorni. Quindi pochissimo in realtà, perché 5 centesimi in media, però purtroppo abbiamo dovuto adeguare anche i prezzi, sì. Il caro bolletta colpisce non solo le imprese ma anche le famiglie, attese da una stangata nei prossimi mesi che riguarda numerosi altri beni e servizi, il che potrebbe influenzare radicalmente i consumi. Per le persone comuni i soldi mancano evidentemente, perché se devono essere spesi sulle bollette non possono più essere spesi sull'acquisto di qualsiasi prodotto che possa essere utile per loro, insomma.
Allora, come vi dicevo, fra poco linea al governatore Luca Zaia per la sua conferenza stampa, il punto della situazione legata non solo all'emergenza epidemiologica ma a tutti i temi di attualità in un certo qual modo collegati al tema della sanità. Noi adesso ci prendiamo ancora 2 minuti di pausa e torniamo subito da voi. Focus TG di sabato 22 gennaio, sono le 12:28, controllo perché siamo in diretta e fra poco più di un quarto d'ora ci collegheremo con Luca Zaia, con il presidente Luca Zaia per il consueto appuntamento dedicato all'informazione, dedicato agli ultimi aggiornamenti sulla situazione epidemiologica, quindi insomma sanità, tamponi, vaccini, il futuro del Veneto, che colore avremo, insomma tanti argomenti all'ordine del giorno per una conferenza stampa sempre punto di riferimento per la nostra informazione, e poi in base a quello, in base agli ultimi dati, andremo anche ad analizzare proprio tutto ciò che riguarda l'evolversi della situazione epidemiologica. Fra poco ci collegheremo con Bassano del Grappa, con la nostra collega Sharon Di Carlo, che anche lei stamattina ha fatto un giro in città per andare a testare l'umore dei bassanesi dopo non solo l'entrata in vigore del nuovo DPCM, che lo ricordiamo, insomma lo abbiamo detto e trattato ampiamente nel nostro Focus TG di ieri, proprio leggendo insieme a voi in diretta le novità del nuovo DPCM. C'è una lista di attività esentate dall'obbligo di presentare il Green Pass, fra queste i supermercati, insomma le farmacie, le parafarmacie, i negozi che vendono prodotti alimentari per gli animali, piuttosto che gli ottici, i negozi di ortopedia e chiaramente quelli dedicati alla vendita del carburante. Grosso modo questa è la famiglia di attività commerciali nelle quali non è obbligatorio presentare il Green Pass. Ora, in attesa di perfezionare il collegamento con Bassano, noi ci prendiamo 1 minuto e mezzo di tempo per vedere un servizio interessante dedicato alla lotta all'inquinamento, dedicato al nuovo piano per le caldaie, quindi una di quelle notizie che insomma i papà, le mamme di famiglia, i genitori insomma aspettano per cercare anche di capire cosa fare, come risparmiare e come anche gestire la manutenzione della caldaia. Vediamo. Se da domani siamo in zona rossa dimostra ancora di più l'importanza di intervenire in questo ambito. Va detto che gli interventi si traducono in richieste di contributo, in contributi, in istruttorie, per cui per fortuna abbiamo anche una macchina provinciale che ci supporta. La coincidenza è ovviamente casuale, ma nelle ore in cui è scattata l'allerta rossa sul fronte dello smog, l'ente provincia ha rilanciato il bando per la sostituzione delle caldaie. Sul piatto 900.000 euro di contributi, stavolta destinatarie saranno esclusivamente le aziende della marca. Faremo la nostra parte, anche nel 2022 investiremo risorse importanti, soprattutto rispetto al mondo dell'impresa. Abbiamo visto che l'investimento migliore da fare, le imprese che si convertono da combustibili liquidi a gassosi impattano maggiormente nel miglioramento della qualità dell'aria, oltre ad avere conseguenti risparmi anche per le imprese stesse. I 900.000 euro vanno ad aggiungersi ai 3 milioni erogati nell'ultimo triennio, azioni che ha certificato ARPAV hanno contribuito a un miglioramento complessivo dell'aria. Certo la marca, così come i territori della pianura padana, continua ad avere livelli troppo alti di PM10, le famigerate polveri sottili. Lo scorso anno ad esempio abbiamo avuto 45 superamenti, che significa 10 di più rispetto ai 35 previsti dalla norma. Ora 10 sono tanti, ma sono anche un numero non elevatissimo. Questo significa che non siamo così lontani dal raggiungimento dell'obiettivo di rientrare dai limiti di legge. 15 anni fa, 20 anni fa superavamo abbondantemente i 100 e quindi il dato è sicuramente
positivo. Intervenire sulle caldaie quindi resta una soluzione utile. Il riscaldamento ha un peso specifico perché a Treviso, ma un po' in tutto il Veneto, un po' in tutta la pianura padana, circa un terzo del PM10 viene prodotto dal riscaldamento domestico. E allora, siamo pronti per dare la linea a Sharon Di Carlo, si trova a Bassano, questa mattina ha fatto un giro in centro. Buongiorno Sharon, ben trovata. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti, buongiorno. Com'è andata questa mattina? Siamo So stati che questa insomma hai mattina... testato un po' l'umore dei bassanesi. Sì, siamo andati al mercato di Bassano questa mattina per capire un po' la situazione in città e abbiamo parlato di un tema molto importante, un tema che sarà molto caldo in questo 2022, che è il rincaro bollette. Come ben sapete, per le famiglie italiane, quindi anche quelle bassanesi, ci sarà un aumento del costo dell'elettricità, quindi luce e gas, che andrà dal 300 al 400%, quindi poi a fare i conti è semplice. Quindi abbiamo chiesto ai bassanesi che cosa ne pensano e la parola chiave di questa mia domanda, la risposta chiave di questa mia domanda è stata la rinuncia. Quindi ci saranno tante rinunce in questo 2022, a partire dall'andare a cena fuori, da un regalo in più, da una passeggiata, da una gita magari fuori porta. Quindi diciamo che la maggior parte delle risposte sono state legate alle rinunce che le famiglie faranno quest'anno per appunto poter pagare queste bollette salatissime che si aggiungono a un anno sicuramente molto delicato. Sharon, quindi bassanesi pronti a stringere la cinghia, diciamo così, ma so che ti sei occupata anche nei giorni scorsi di tutto quello che è appunto la nuova normativa legata all'obbligo di esibire il Green Pass in determinate attività commerciali. La lista l'abbiamo già più volte spiegata e letta e commentata insieme. Riguardo proprio al nuovo DPCM e alle nuove regole sul Green Pass, a Bassano hai captato qualche opinione particolare? Io ho captato che la sicurezza in questo momento sia la parola d'ordine, quindi le persone sono seppur appunto andando incontro a una nuova tipologia vivere la vita, però la sicurezza in questo momento sia l'argomento principe di tutte queste discussioni, quindi tutti molto contenti in qualche maniera di accogliere questo nuovo DPCM perché appunto ci si sentirà più sicuri all'interno della vita pubblica, perché adesso ad oggi appunto per vivere la vita pubblica ormai bisogna praticamente essere vaccinati o comunque essere muniti di Green Pass, quindi ci si sente più sicuri. Sharon, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie per il tuo prezioso collegamento. Noi rientriamo in studio per aprire un altro argomento che è sempre legato all'attualità, legato chiaramente alla situazione epidemiologica. Parliamo di scuole perché sempre più classi in DAD, le famiglie costrette anche a rivedere la propria organizzazione. Sentiamo come stanno andando le cose nel Trevigiano. I problemi sono quelli proprio di dire o apro il negozio oppure sto con mio figlio appunto in quarantena fiduciaria se non ho nessuno. Un quesito di fronte al quale si sono trovate in questi 2 anni di pandemia tante mamme e imprenditrici alle prese con figli in quarantena, in isolamento fiduciario e in DAD. Da una parte il bisogno di seguire i bambini, dall'altra la necessità di tenere aperta la propria attività. In qualche caso le nostre imprenditrici sono state costrette a chiudere temporaneamente. L'imprenditoria al femminile rappresenta il 32% del totale del terziario della provincia di Treviso, ma non abbiamo sostegni concreti. La rivoluzione Covid ci penalizza particolarmente, spiega la presidente Cremona. Si tratta di donne che si lanciano in nuove avventure imprenditoriali o che tentano di mantenere in vita la propria attività, ma a volte costrette a prendere la decisione più sofferta. Una signora appunto nell'Asolano che dopo questi 2 anni disastrosi, ovviamente trovandosi a non riuscire più a pagare neanche le utenze o comunque a non riuscire a coprire i costi dell'attività, sarà costretta a chiudere nei prossimi giorni e temo che non sarà la prima e neanche l'ultima. Valentina Cremona porterà la voce delle donne imprenditrici in Commissione regionale Pari Opportunità. Cercherò di capire dalla Regione
quali possono essere i fondi che possono mettere a disposizione a livello proprio delle singole province, ma ovviamente in regione si parla di regionale, oppure creare dei format di supporto appunto per andare ad aiutare la conciliazione appunto non solo delle imprenditrici e professioniste, ma ovviamente di tutte le donne che lavorano. Manca davvero poco al collegamento con il governatore Luca Zaia per il suo punto stampa, tanti, lo abbiamo detto, gli argomenti all'ordine del giorno, quindi un appuntamento imperdibile per l'informazione del Veneto. Noi, proprio in attesa del governatore, ci prendiamo un altro momento di pausa, torniamo fra 2 minuti qui con voi. Focus TG, le 12:40, manca davvero una manciata di minuti al collegamento con la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Prima della pubblicità abbiamo introdotto l'argomento delle scuole con classi in DAD, quindi la difficoltà non solo delle famiglie ma anche degli istituti nel gestire la situazione. Ebbene, adesso ci spostiamo nella Marca, ci spostiamo nel Trevigiano. Perché? Perché è scattata una vera e propria emergenza supplenti. Tante le persone contagiate, tanti gli insegnanti contagiati, e allora si ricorre, pensate, alla richiamata degli ex studenti. Sono arrivata a chiamare ex studenti anche del secondo anno di università che ci diano una mano con le supplenze, perché le graduatorie sono esaurite, anche i supplenti si ammalano, quindi non troviamo nessuno. Per non lasciare a casa le classi abbiamo fatto ricorso a questi studenti che sono usciti 1 anno fa, 2 anni fa dal nostro istituto, che soprattutto nelle materie tecniche sono ancora freschi di scuola. È corsa ai ripari così Emanuela Poll, dirigente scolastica al Max Planck, uno degli istituti più grandi della Marca, dove le assenze tra i docenti causa quarantene e isolamenti vari toccano il 10% del totale. Da qui la decisione contattare gli ex studenti che stanno frequentando l'università una volta esaurite tutte le graduatorie gestite da Ministero e Ufficio Scolastico, una vera e propria chiamata diretta. Questi ragazzi, se non sono dei docenti veri e propri, sono comunque delle persone che chiaramente avevano già raggiunto ottimi risultati nel loro percorso e stanno aiutando i più piccoli a fare una serie di esperienze di laboratorio che sono comunque proficue. Ventenni che insegnano a diciottenni o poco meno un esperimento anche pedagogico che dura mediamente 1 o 2 settimane. È così, ma guardate, delle sorprese positive incredibili. Quindi io sono contenta di aver fatto questa scelta. Certo, l'estrema ratio sarebbe stata mandarli a casa, togliere le lezioni. D'altronde, sul mondo della scuola trevigiana si è abbattuto uno tsunami, 3.000 circa le classi sotto provvedimento tra quarantene, monitoraggi, autosorveglianze a poco meno di 2 settimane dal rientro dopo le feste. Spesso il regime tra DAD e didattica in presenza è misto, le ricadute pesantissime, soprattutto per le famiglie. La stessa Poll, in linea con le richieste della Regione Veneto, auspica una modifica delle regole. In questo momento io credo che chi di dovere ha in mano gli elementi per poter semplificare sicuramente la questione quarantene, la questione procedure, un po' tutto. Quindi io mi attendo decisioni ragionevoli e sagge nel breve tempo. Giusto in tempo per dare la linea, stiamo vedendo un movimento, ecco qui, vedete il governatore pronto alla sua conferenza stampa, lasciamo la linea al governatore Luca Zaia. Ah, che bello, cos'è questo nostro? Bravi. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Scusate per la repentina e tardiva convocazione, però penso che, vista la comunicazione che vogliamo fare oggi con la dottoressa Russo che qui mi affianca, è una comunicazione importante che riguarda, come si può dire, questo percorso verso la semplificazione della vita, perché ormai siamo perseguitati, ossessionati dal tampone. Allora, prima di entrare nel vivo, ma che è già vivo, darei il tema del bollettino, che anche questo ha delle grandi novità. Tamponi molecolari 8.828.212.
tamponi rapidi 15.681.111. Il totale tra i tamponi rapidi e molecolari, ve lo dico, lo arrotondo io, è meno di 1 migliaio l'arrotondamento, è di 24 milioni e mezzo. Positivi nelle ultime 24 ore, 18.773, che su 85.000 tamponi sono il 22,02. tamponi, 85.000 per l'esattezza e 2,41. Numero dei positivi 993.986, che questi sono i positivi dal 21 febbraio 2020, intersettati con i famosi 24 milioni e mezzo di tamponi. Positivi di oggi 277.831. Totale dei ricoverati, eccolo qua, meno 35. 1933, meno 35. Questi 35 meno 21 sono in area non critica, e guardate qua il segnale, meno 14 in terapia intensiva. Terapie intensive non Covid 2,78, porca miseria. Totale dei decessi 12.926 più 38. Totale dei dimessi 132. Considerazioni. Avevo detto inizio settimana, voi siete giusti testimoni, questa è la settimana cruciale. E lo è assolutamente, perché questa settimana inevitabilmente avrebbe indicato o indica la direzione. Anche se in maniera timida e con una posizione assolutamente prudenziale, una direzione è indicata. È indicata anche, peraltro, da tutti gli studi che abbiamo noi. Guardate, vi do solo un grafico, anzi non ce l'ho neanche qua, scusate un attimo solo, ne ho uno che comunque, eccolo. Grafico blu, direzione della curva, vedete la curva come è piegato? Adesso la vedete un po' male perché si sovrappone in questo tratto a quella rossa. Ecco, tutto questo spazio tra la curva blu e la curva rossa sono cittadini che non sono stati ricoverati nella seconda ondata, che è una roba paurosa se ci pensate, no? Allora, noi abbiamo, seppur timido, possiamo dire che verosimilmente da un po' di giorni si sta calando. Possiamo dire con certezza che le infezioni ed eventuali, leggerezze natalizie e di Capodanno e anche di Epifania le abbiamo sfangate, cioè il conto l'abbiamo chiuso. Sulle terapie intensive in particolar modo, da 18-20 persone in ingresso al giorno, siamo alla metà. E se guardiamo il dato che noi guardiamo nella nostra programmazione, che non è il dato che vi ho dato oggi vi ho dato 189, per noi la programmazione oggi dice 150 persone in terapia intensiva, perché togliamo i negativizzati, perché per noi un negativizzato non ha più un problema di gestione separata in terapia intensiva con tutti i problemi del caso, e soprattutto togliamo nel nostro conto delle terapie intensive quello che facciamo noi,
tecnico, non quello puro dei numeri, che io vi do dei numeri che sono il massimo dei numeri, oltre non si può andare. Nel nostro conto delle terapie intensive togliamo i Covid per caso, perché noi abbiamo infartuati positivi, ma sono in terapia intensiva perché hanno avuto l'infarto, oppure abbiamo traumi stradali dove il paziente risulta essere positivo. Tutto ciò premesso, abbandonando anche questa linea, diciamo, di calcolo, la linea ufficiale è quella nostra, dei 189, si dice che eravamo arrivati a 208, siamo a 189. Quindi vi ricordate quando vi dicevo attenzione che c'è un segnale che potrebbe dirsi che magari fra qualche giorno la terapia intensiva andrà sotto la soglia dell'arancione, ed è vero. Perché oggi noi abbiamo intanto un R con T di 1,22, l'incidenza, dopo vorrei parlarvi di questa incidenza, 2.587 su 100.000, vuol dire quasi il 2,6% della popolazione in teoria è positiva. Occupazione terapia intensiva 17%. Siamo 3 punti sotto l'area arancione. Occupazione area non critica, 25%, siamo 5 punti. Cioè invece di crescere, vi ricordate che l'ultima volta ci siamo visti, vi ho detto guardate che abbiamo un trend dell'algoritmo che ci dice 17, 17,5 e ci dà un punto in più sull'area non medica, area medica che dovrebbe arrivare a 26, per ora è 25. Però il 17... il modello matematico ce l'ha già beccato perché effettivamente in 2 giorni ce l'ha beccato. Allora, noi abbiamo un'alta incidenza che è un sinonimo di alta contagiosità, Sappiamo con chiarezza che la stragrande maggioranza dei contagiati o è asintomatica o sono pauci sintomatici, se devo parlare del raffreddore, qualche linea di febbre, eccetera. E sappiamo che tutto questo però con l'attuale modello, che è una strategia calata su uno scenario che è totalmente diverso, ve la ricordate la variante Delta? Te la prendevi come prendere un tir addosso. Qualcuno ha detto, Mazzai ha detto che si sta raffreddorizzando il virus. Io dico che è un dato di fatto che se incontrate qualcuno per strada che vi dice ho il tampone positivo, non fate più tre salti indietro, ma gli dite sì, da quando? Cioè così. Cioè anche culturalmente ci sta. Allora, il che non vuol dire che il virus non crea problemi, perché i problemi ce li abbiamo, soprattutto nei non vaccinati. Però cosa vi dico? Vi confermo che noi abbiamo fatto delle richieste che riteniamo valide, partono dalla Regione del Veneto. Come al solito siamo stati precursori di alcune iniziative. Qualcuno ho letto ieri e scrive Zaia fa marcia indietro. Noi non è che facciamo marcia indietro, andiamo sempre in avanti, non abbiamo neanche la marcia indietro noi. Ma guardando in avanti dobbiamo prendere atto che lo scenario cambia. In 24 mesi noi abbiamo avuto dei cambi di scenario che, anche se qualcuno continua a dormire sul divano perché si addormenta davanti a Facebook o a Telegram, ricordo questi che si addormentano da quanto lavorano, gli ricordo che siamo partiti da un virus fortemente letale, più di adesso, eravamo nel 21 febbraio 2020, senza nessun'arma, tanto è vero che è stato un virus che ha spianato molte case di riposo. È andato attenuandosi l'infezione perché comunque resta un virus prettamente, diciamo, respiratorio invernale, basse vie aeree, quindi beccava i polmoni direttamente, polmoniti, la famosa polmonite interstiziale, ve lo ricordate, i microcoaguli, tutte le storie che avete sentito. Siamo arrivati a giugno, cioè siamo andati un po' in pace quel giugno 2020, lasciatemi che ve lo dico oggi di sabato, ci siamo fatti l'estate. Fra l'altro noi siamo stati i precursori della prima apertura delle spiagge, siamo fatti l'estate, siamo tornati a settembre 2020, aprono le scuole, mi ricordo era il 14 settembre, e comincia un po' di turbolenza in volo. Entriamo, diciamo, nel brutto del clima verso metà fine ottobre 2020 e trasciniamo fino al 31 dicembre 2020
con la famosa variante inglese, con tutto quello che è successo, dove abbiamo avuto un'ondata pesante, oltre 7.500 morti, interessate moltissime RSA, ma anche molti cittadini, dove avevamo già degli antivirali ma non avevamo ancora la copertura vaccinale. Chiudiamo le scuole, a differenza delle altre regioni italiane, a gennaio 2021, sfanghiamo l'ondata che si protrae e pesta anche nella primavera molte regioni. Vi ricordo sempre che l'Emilia Romagna chiedeva ospitalità nelle terapie intensive, noi ne usciamo, ci facciamo l'estate, rinizia questa ondata, ma ci dà un vantaggio: i vaccinati ci hanno dato la possibilità di coprire. La variante è una variante di un virus che cambia e continuerà a cambiare. Io penso che anche, come si può dire, il virus ha delle modificazioni, fra virgolette, quando gli studi si dice intelligenti, no? Cioè il virus adesso sta diventando ubiquitario. Quante persone conoscete che hanno preso il virus e che vi raccontano della loro, del loro isolamento da asintomatici o piuttosto che da pauci sintomatici? Allora, perché si dice questo? Perché allora vediamo davanti a tutto questo che alcune modifiche si possono fare. Allora, il popolo è angosciato da sta fase di piano di sanità pubblica di tamponi a tutte le ore. E guardate che lo dice una regione che ne fa tanti e ha sempre creduto nella politica di tamponi. Ma è, come si può dire, davanti a questi numeri però bisogna guardare in faccia la realtà e pensare che se ho un bimbo a scuola positivo, scuola primaria, forse, lo dico da profano, la politica è più adeguata stile Morbillo quando noi eravamo piccoli, se ne sta a casa il bambino e non chiudiamo tutta la scuola e gli altri continuano a stare a scuola. Oggi invece quei bimbi vanno a casa, hanno un tampone al T0, un altro tampone a 5 giorni, poi dopo 10 giorni torneranno a scuola e parlo di bambini in quarantena, non bambini positivi. Dopodiché torneranno a scuola, ci sarà il secondo caso che li rimbalza a casa. Noi non possiamo pensare che questo sia il tema. Allora, modificazione della definizione di caso è fondamentale. Lo dice la dottoressa Russo, lo dice il CDC, lo dicono ormai gli organismi internazionali, che poi sono le cose che voi leggete, no? Cioè, quando leggete nella stampa internazionale che sta accadendo qualcosa, fra l'altro The New York Times ieri ha fatto un bel pezzo sull'amore nel Covid e parla di tutto quello che ha creato nei rapporti di coppia. È stato fatto un grande studio rispetto anche ad esempio ai dibattiti familiari quando in coppia c'è un pro-vax e un no-vax, quando c'è un pro tamponi, e quindi anche lì è una bella analisi. Però torniamo a bomba. Quindi le CDC sostanzialmente dice cose che si stanno già applicando e se la definizione di caso è che noi ci dobbiamo occupare del sintomatico, capite che cambia la strategia in maniera importante. Allora, si può anche non essere d'accordo, perché è innegabile, ma non vero al 100%, che il positivo senza sintomi può infettare. Dopodiché abbiamo visto che il vaccino non crea l'automatismo, però è altrettanto vero che se mantenessimo come dogmatico questo principio davanti a un virus che non dà più alta letalità e alta ospedalizzazione, vuol dire che noi andremo avanti a testare gente che sarà positiva, che lo potrebbe essere anche per l'influenza o altre robe. Perché se tanto mi dà tanto, allora vuol dire che forse qualche ragionamento va fatto. Allora, modificazione della definizione di caso per noi vuol dire concentrarci sui sintomatici. Dopodiché, allentando pian piano i cordoni e il piano di sanità pubblica, io non dico on-off, ma rispetto a tutto il popolo degli asintomatici, cioè di chi non ha sintomi, è ora di pensare
che il sistema degli isolamenti e dei tamponi deve scendere, tanto è vero che nel documento che noi proponiamo diciamo che il vaccinato con 3 dosi per noi deve farsi, se asintomatico, solo 3 giorni di quarantena. 3 giorni erano, no? 3 giorni di isolamento. Sì, scusa, di isolamento. Contact tracing è saltato. Contact tracing è, come si può dire, resta un puro diletto degli esperti della chiacchiera che non sanno cosa vuol dire fare il contact tracing a 20.000 persone al giorno. Nel manuale è ovvio che c'è scritto che bisogna fare il contact tracing, cioè chiamare a casa chi è positivo e spiegargli e tutto. È impossibile farlo con 21.000 persone. Ovvio che ci saranno dei soggetti fragili, penso alle RSA o ai soggetti fragili in generale, per i quali bisogna avere un'attenzione particolare, no? In questa modifica. Togliere il Covid per caso dalla contabilità ospedaliere e rivedere il sistema dei colori. Lo si capisce con questa ondata che il sistema dei colori va riformulato, o meglio va riformulata un'altra strategia che si dovrà concentrare sempre di più sul tema dell'ospedalizzazione. Ovvio che se l'ospedale va sotto pressione bisogna fare qualcosa, però è altrettanto vero che questo sistema dei colori, vi ricordo, è tarato su settembre 2020. Novità. Dopo lunga, approfondita discussione, telefonare che non finisce più, ringrazio anche il Ministro Speranza, l'ho sentito anche ieri 2 volte, è tutto, è il cinema che va drio. Ieri sera dopo le 8 è arrivata la famosa lettera dal Ministero che auspicavamo. E allora, udite, grazie alla delibera che abbiamo fatto, che recepisce già tutto, i tamponi di fine quarantena si possono già fare in farmacia per i contatti scolastici e la fine quarantena. Oggi, fine quarantena e contatti scolastici, c'è il bambino della scuola primaria che collega positivo, è un contatto, va in farmacia a pagamento. No, sì, a pagamento, ma da adesso che ve lo dico io no, va gratis. Il fine isolamento, ecco qua, che è un titolo, cioè il positivo che va in isolamento alla fine deve avere, da oggi, che sarà da lunedì perché fine settimana le farmacie, può andare anche in farmacia o anche dal suo medico di base o dal pediatra di libera scelta che praticheranno il test utilizzando un test di prima generazione. Questo era il motivo del contendere. Allora, il fine quarantena, per capirci, contatti scolastici e fine quarantena li potevano già fare i medici di base e pediatri di libera scelta e le farmacie. Oggi cosa si aggiunge? Il fine isolamento, che si può fare medico di base, pediatra di libera scelta, ma ci interessa sottolineare le farmacie per il network che hanno dimostrato di essere. Le farmacie fanno oltre 60.000 tamponi al giorno, ho visto giornate da 62-63.000. Incarico noi abbiamo messo a bilancio oltre 5 milioni, siamo a 5 milioni e mezzo di euro, 5 milioni e 5, sono 15 euro a tampone, garantendo al cittadino cosa a questo punto? La possibilità di avere il blocco del pubblico dove ci sarà la prenotazione, oggi altra novità che vi diciamo per la prenotazione, quindi i nostri Covid point, tamponi. Farmacia, medico di base, pediatra di libera scelta, laboratori accreditati che si sono messi in scia. Ovviamente adesso oltre al fine quarantena ci aggiungiamo il fine isolamento, cioè il fine isolamento del positivo che deve certificare la sua negatività per tornare
a vivere in maniera libera. Nella delibera abbiamo aggiunto altra informazione: priorità nei nostri Covid point agli under 12, cioè i bambini, i ragazzi sotto i 12 anni, evitando le scene di 5-6 ore di attesa in macchina per un bambino di 2-3 anni, e ovviamente ai fragili disabili. Nei ponti pubblici. Vado ad esaurire il discorso dicendo cosa? Dicendo che oggi presentiamo, oltre a questo, una piattaforma alla quale abbiamo lavorato, che dice cosa? Dice che nel momento in cui sei positivo, entri come per prenotarti il vaccino con la stessa modalità e ti prenoti il tampone. A 7, te lo spara già a 7 giorni o a 10 giorni in base al tuo stato vaccinale. La piattaforma parte da lunedì, dopo la dottoressa Russo vi darà tutte le spiegazioni. Se hai lo SPID, attenzione, entri sempre la tessera sanitaria o codice fiscale alle ultime 6 cifre, ma se tu hai lo SPID puoi fare anche una roba in più: il certificato di fine guarigione e anche l'inizio di isolamento. Allora, non venitemi a dire martedì, anche verso Roma, e quindi non ho tempo di rispondervi, che c'è un inghippo, non funziona. Allora, sentite, piuttosto di niente è sempre meglio piuttosto. Lunedì partiamo. Intanto tutti possono prenotarsi, speriamo che il sistema funzioni, il tampone di fine isolamento o di fine quarantena, quello che è, dipende. Se poi uno anche riceve la negatività del suo tampone, vuole via SPID farsi anche il certificato di fine guarigione o l'inizio isolamento, se lo può fare con lo SPID. Allora, premesso che lo SPID non ce l'ho neanche io, c'è una strage, non ce l'ho lo SPID. Perché? Lo so, io non ce l'ho, cosa volete che lo dica? Lo farò, cioè. Sì, vabbè, facciamo un appello tra i 20 a vedere quanti ce l'hanno. Mia moglie ce l'ha, per dire, io non so mai tempo a mettermi a. Allora dicevo, rispetto a questo, chi ha lo SPID può fare queste due robette. In generale abbiamo garantito, come facciamo per i tamponi, la possibilità scusate, per i vaccini la possibilità di prenotarsi. Chiedo un minimo, come si può dire, di comprensione, perché stiamo facendo uno sforzo immane. Siamo gli unici che stanno mettendo in piedi una macchina che io spero anche che non serva a niente, che poi si chiuda tutta questa storia qua e finisce là. Quindi adesso cosa accadrà? Che quando c'è il positivo, già da lunedì arriverà un messaggio. Ti arriva un messaggio che ti dà il link per entrare e fissarti il tampone. Se non hai il telefono, ti telefonano. Capite che è una forma di contact tracing anche questa. Domande, ragazzi? Allora cominciamo con Tosato e poi andiamo avanti. Prego. Buongiorno Presidente. Ci esplicita in maniera ancora più chiara, è stato molto dettagliato, ma insomma in estrema sintesi, questo nuovo percorso vale per tutte le persone che risultano positive e che devono iniziare un percorso di isolamento oppure devono uscire dalla fase di isolamento. Sì. E si prenotano il tampone. E si prenotano il tampone. Come prenotarsi il vaccino? Il tampone è gratuito nei point pubblici? Dappertutto. Anche in farmacia? Sì, perché lo paghiamo noi. Ah, ecco. Non è che fa gratis la farmacia, lo paghiamo noi. No, certo. E avete stanziato questa somma. Ecco. Fine isolamento, fine quarantena, il tampone è gratuito. Dappertutto, perché lo paga la regione.
Da lunedì sarà possibile accedere a questa piattaforma. Sì. Dopo la dottoressa Russo vi dà proprio tutti i particolari. Importante avvisare che arriveranno i messaggi, quindi il positivo che ha il tampone positivo, invece della telefonata gli arriva il messaggio e dice guarda, prenotati il tampone. Arrivano i messaggi dalle Olsen. Sì. Guardate che è uno sforzo, parliamo di cyber security, qua stanno facendo una roba in un mondo che non è facile da affrontare, quindi ringrazio tutti quelli che stanno lavorando. Abbiamo avuto anche ieri abbiamo avuto 24 ore di panico perché il disco dello storage, cioè penso il disco fisso, insomma si è rotto, quindi abbiamo avuto un blackout di un bel po' di ore per carico ricette nelle farmacie e altro. Hanno lavorato tutta ieri, tutta stanotte, continuano a lavorare. Non è un attacco hacker, c'è proprio un guasto. C'è una cosa che affligge molte persone, cioè escono dall'isolamento o anche dalla quarantena con un tampone negativo, la riattivazione del Green Pass incontra molti ostacoli, arriva in ritardo. Arriva il messaggio del Ministero della Salute che dice entro 24 ore sarà riattivato. Lo sappiamo. L'altro giorno un'infermiera mi ha detto io ho atteso una settimana, un'infermiera di un point di tamponi. Non lo so se ci sono dei margini qui per intervenire. Dottoressa, prego. Buongiorno, allora diciamo che questo sistema del fatto che la persona che ha lo SPID si scarica anche il certificato di guarigione accelera anche la chiusura dell'isolamento e quindi il percorso per cui poi il Ministero rilascia il Green Pass. Perché cosa succedeva? Cosa succede? Che se non si riesce a fare il tampone di fine isolamento, la persona che deve chiudere oggi, che ne abbiamo, faccio per dire 22, lo chiude invece lo fa domani o dopodomani, questo allunga i tempi della sua mancanza di Green Pass e quindi di ripresa dell'attività. Quindi questo percorso che abbiamo messo in piedi e che speriamo di poter anche estendere anche come per il Green Pass a coloro che non hanno lo SPID, come diceva il Presidente, ma accedendo come per le prenotazioni, ma abbiamo bisogno di un'autorizzazione un'autorizzazione vera e propria, allora tutti potrebbero in tempi più definiti avere la possibilità di scaricarsi nel momento in cui arriva il test negativo anche il certificato di guarigione e quindi attivare il Green Pass. Quindi andiamo proprio in quell'ottica per accelerare questo percorso, visto che senza Green Pass non si può andare, non si può fare nulla. Considerate che per le vaccinazioni, vi ho dato, 2,5 milioni di booster abbiamo fatto ad oggi e abbiamo superato i 10 milioni, lo sapete già, di vaccinazioni, 10 milioni e 60.000, ieri abbiamo fatto 37.000 vaccinazioni. Martina Zambon, poi Anna Vanzan. Buongiorno, solo per precisare, quindi nel momento in cui al positivo arriva il messaggio che consente di prenotare il tampone d'uscita con le modalità semplici uguali a quelle per il vaccino eccetera eccetera, quindi è ovviamente più facilitato, però il positivo può anche decidere di farlo in farmacia il tampone d'uscita dall'isolamento, quindi è a scelta. Perfetto. Però non si prenota in farmacia, cioè si prenota chiaro, tramite la farmacia, la nostra piattaforma vale per i centri tamponi nostri. Certo. Esatto, e quindi voi contate che ci sia comunque una parte di popolazione che sceglierà di andare in farmacia alleggerendo comunque il sistema dei Questa tamponi è la strategia, okay. di diluire al massimo i flussi. Chiaro, e infatti ci sarà una priorità d'accesso, dicevate, per gli under 12, per i fragili disabili, ai centri pubblici. Ok. Invece vorrei tornare un attimo sui dati. Allora, vediamo che cala il numero dei carichi giornalieri di nuovi ricoveri. Non mi ricordo il numero preciso, abbiamo detto meno 35 oggi, però comunque abbiamo sempre questa quota di decessi abbastanza alta, 38. Allora, mi chiedevo che profilo hanno questi... Ma guarda, ti do un dato. Vedevo stamattina dei dati. Se tu guardi gli over 80, allora, ad esempio i booster decessi, che sono minimali, sono tutti over 80, sono tutti persone che diciamo con pluripatologie, comorbidità, cioè non sono decessi Covid. Quindi dovete calcolare
che molto spesso nella quota dei decessi ci sono dentro decessi Covid, come l'abbiamo detto da 24 mesi, ogni volta c'è la polemica, ma perché alcuni sono Covid per caso, questo lo si sa. E lo si vede in particolar modo perché negli over 80 che hanno il booster, tu ti ritrovi, mi sembra stamattina vedevo un dato, in un anno un 3%, un 3,5% di ricoveri. E guardate, oggi ho guardato, se aspettate un attimo, vedevo una tabella stamattina che mi è arrivata da un ULS, scusate ve lo dico subito, un attimo solo. Allora, scusate, devo trovare, voi avete un attimo di pazienza. Eccolo qua. Allora vi do un dato, eccolo qua. Questo è un dato grezzo, Diciamo grezzo, il dato è buono, però poi le analisi sono più serie di come le faccio io. Allora, su un totale di sostanzialmente, fatemi vedere qua, ecco qua. Allora, vi do un dato di un ULS, ma tanto per darvi un'idea, 86,59% di non vaccinati sui decessi, no? Però stiamo parlando di un anno, quindi dal 1 gennaio 2021. Però a me interessa dirvi questo, di questi solo, se sono 368 i non vaccinati, di quelli che hanno dose booster sono 15, che equivalgono al 3,53%. Se poi vai a vedere di questi 15, 13 hanno più di 80 anni e 2 hanno più di 70 anni, ma abbiamo fatto una verifica, sono sostanzialmente quasi tutti morti, decessi per altre patologie. Invece sul fronte dei più giovani è Covid, insomma, soprattutto nella fascia centrale 50-70 anni e lì. No, questa era 4. No, questa era 4, ma guardate, è un dato che va ripulito per tutta una serie di interpolazioni con la campagna vaccinale. Però il tema è che questi decessi, molti sono anziani che sono positivi, ma sono decessi che hanno anche altre cause. Però ad esempio sui 35-38 di oggi possiamo dire che anche in questo caso un 3% è di over 80 o over 70? Oppure no? No, bisogna fare. Guarda, vi portiamo un'analisi che comunque sarebbe interessante capire perché. Vi portiamo un'analisi così vedete. Vi ricordate che qui noi abbiamo tentato di farla, sta analisi, e il garante ci ha fermato perché dice che, anonima e tutto, ci ha detto che noi non possiamo prendere la cartella clinica di una persona e dire è deceduto per insufficienza cardiaca, positivo Covid. Noi siamo stati fermati dal garante allora, a suo tempo. E rispetto a questa ultimissima cosa approfitto per chiedere alla dottoressa Russo, rispetto alla vaccinazione obbligatoria per gli over 50, come sta andando? Avete un quadro, ormai è passata qualche settimana, 2 mi pare. Gli over 50, guardate, 50-59 anni, 88,7% vaccinati. 60-69 anni, 92,4%. Sta crescendo. Quindi si è recuperato bene, direi. Sì. Se considerate che sotto i 60 anni la categoria più alta è 50-59. Ha recuperato anche sui 20-29 che erano sempre al top 10, di un punto hanno recuperato addirittura. I 20-29 hanno 87,5, i 50-59 hanno recuperato, adesso sono i primi, sono 88,7. Ok, grazie. 31% i bimbi, 5-11 anni, 88,6 la media regionale. Quindi io spero che nel giro di un mese si arrivi al 90%, insomma. Se a questi ci aggiungiamo gli ammalati non vaccinati, penso che l'immunità di gregge, se non c'è adesso, non c'è più. Ad Avanzano.
Buongiorno. Buongiorno. Ritornando quindi al discorso dei decessi, l'esempio che faceva prima dell'ULSS era il dato annuale. Sì, annuale del 1 gennaio 2021. Quindi l'86 e passa per cento dei morti erano non vaccinati. Però ancora non c'era il vaccino nella fase iniziale, per cui va depurato il dato. Veniamo alle novità di oggi. Fino a ieri voi avevate fatto un paio di delibere. Una diceva potete andare a fare il tampone di fine quarantena in farmacia. Bravo. Adesso si può continuare, la differenza è che è gratis? Sì. Bene. Poi avevate fatto un'altra delibera, stanziava 5 milioni o 5,5 e consentivate 5,5 consentivate ai medici di medicina generale o a strutture private di fare il tampone di fine isolamento o tampone molecolare o terza generazione. Farmacia. Adesso aggiungete farmacie privati. No, diciamo che adesso che questa delibera diventa sostanzialmente che una, 5 milioni e mezzo, anche il fine isolamento. Quindi resta quella delibera là, solo che togliete il terza generazione e mettete prima? Sì. Ho capito giusto? Aggiungiamo la prima generazione, se poi uno vuole fare in terza lo fa. Va bene, e lo stanziamento è sempre 5,5. 15 euro a tampone pagati dalla regione. Di prima generazione. Sì. E rimane 40 e 20 per gli altri due, giusto? Sì, in base agli accordi che hanno fatto, adesso non mi ricordo, mi sembra 40 terza generazione. No, 40 molecolare e 20 terza. Va bene. Era una delibera precedente di qualche settimana. Sì, di qualche settimana fa. Comunque guardate, è una piccola grande rivoluzione, perché comunque a questo punto facendo appello a medici di base, pediatri di libera scelta e soprattutto farmacia che hanno spinto tanto, spero che i cittadini possano vedere sparire questa angoscia delle code, perché veramente è una roba che sia chiaro che c'è in tutto il Veneto e in tutte le regioni italiane questo discorso, anche se qualcuno vuole far finta di vederla solo in alcuni posti. Sì, Presidente, però ne parlavamo anche la settimana scorsa, altre regioni si erano mosse prima dando il via libera. Voi avete aspettato la lettera del Ministro, ce la potete dare? Sì. Okay. Tant'è vero che c'è stata una lettera. Se non serviva la lettera, no? Vista la sensibilità che c'è in Veneto rispetto a queste cose, meglio evitare. A me spiace i cittadini, ma purtroppo qui stiamo parlando di salute pubblica. È una scelta che può sembrare assolutamente, come si può dire, sensata, davanti a un guaio sanitario diventa una scelta da procura. Cambio argomento. Obbligo di vaccino per gli over 50 e obbligo di vaccino per gli over 50 da metà febbraio per andare a lavorare. Sì. Se a fronte di un controllo viene erogata la multa e il giorno dopo il signore in questione, la signora in questione continuano ad andare a lavorare, la multa viene reiterata oppure è una tantum? Come funziona? Allora, guarda, io dopo sentiamo la dottoressa, perché questa è una domanda. Io penso che rispetto al posto di lavoro ci sia proprio l'obbligo di certificare di aver fatto la dose, di essere vaccinati. Non è una questione di multa un giorno, multa no. In senso generale, l'over 50 che non va a lavorare, va a Sagra, gli dicono sei vaccinato? No, multa, e se lo becca un'altra volta gli faranno un'altra multa, immagino. Però sul posto di lavoro, da come l'ho capita io, mi corregga se sbaglio, è un elemento di certificazione per accedere al posto di lavoro. E invece per quanto riguarda le altre richieste spiegate l'altro giorno dalla dottoressa Russo e oggi da lei Presidente, avete risposte? La scuola, la dottoressa poi nel suo intervento ve lo dirà, perché lei fa parte del gruppo dei famosi del Magic Team, no? Che dovrebbero dare una bella limata a sto cubo sto blocco di marmo. Spero che chiudano velocemente. Allora, adesso ci sono tutte queste fantasie, no? Bisogna trovare un modello intermedio tra quello inglese e quello italiano. Se non guardiamo in faccia la realtà, cioè non possiamo andare avanti a fare tutti questi tamponi, soprattutto ai bimbi, e creare queste condizioni di disagio. Allora, se non vogliamo essere ipocriti, se vogliamo la scuola, scrivetelo pure, se non vogliamo vivere di ipocrisia e se vogliamo la scuola in presenza, bisogna che modifichiamo il piano di sanità pubblica sulla scuola. Se no facciamo finta di avere le scuole aperte, ma i genitori ti rispondono giustamente il boccia o a casa.
perché io vedo i numeri, sono migliaia di classi in DAD. Allora, per una volta possiamo non fare gli italiani e dire che non è vero che la scuola è tutta aperta. Sono aperti gli edifici, ma l'educazione e la formazione per migliaia dei nostri ragazzi è a casa, quindi in DAD. Se modificassimo quel tema di dire scuola primaria, positivo se ne va a casa in isolamento, gli altri restano lì con la mascherina. Presidente, continua ad arrivarci lettere, come immagino anche ai colleghi, che segnalano situazioni veramente pesanti. C'è una signora che continua a scriverci di Mira, una classe di 23 bambini, 20 negativizzati, ma poi alla fine devono stare a casa tutti perché gli altri 3 sono positivi. La domanda che le viene rivolta nuovamente, non è che la Regione possa fare uno strappo e decidere qualcosa di diverso? Ma se potessimo farlo l'avremmo già scritto, ma ve l'ho detto, cioè, se ha il morbillo, sta a casa con il morbillo, sta a casa tutta la classe. Di questo stiamo parlando, Adesso capisco che i scienziatoni si agitano tutti quando faccio questi discorsi, ma stiamo parlando di una malattia infettiva comunque, e io penso che sia più logico, davanti a questo scenario, isolare subito il positivo, monitorare per carità la classe nei giorni successivi e farli stare a scuola. Io ho incontrato famiglie che è la terza volta che hanno il bambino in quarantena, perché hanno il terzo caso nel giro di 2 mesi, di 1 mese e mezzo, nella stessa classe. Ma che scuola in presenza è sta qua? Cioè, se andate nelle file dei Covid Point, dove si fanno i tamponi, là trovate la scuola pubblica, è là. Dentro te le macchine la trovi la scuola pubblica. Guardate, e io ringrazio la professoressa Palumbo e i suoi uomini e donne della scuola veneta che sono sempre stati allineati e coperti, lavoriamo in squadra, ma adesso bisogna fare pressione perché si superi questa ipocrisia con la scuola, se no si dice tutti in DAD e allora è un altro discorso. Però a questo punto a me non mi sembra neanche più opportuno. Io volevo chiudere fino al 30 di gennaio, a questo punto non serve più, però avete visto, non sarebbe stata una scelta, a molte famiglie avrebbe tolto il guaio di avanti e indietro, quantomeno sul fronte noi pensavamo sopra i 12 anni di chiudere. Vabbè, ma non importa. Se siete a posto io passerei alla dottoressa. Ultimissima, da quando è operativo la questione dei tamponi? Da domani mattina o da lunedì? Va, da lunedì di fatto, cioè se qualcuno riesce a trovare qualche farmacia che li fa, adesso io ho chiamato, adesso manderò anche... Ma dal punto di vista operativo cosa ha fatto? Una delibera, una circolare? È già a posto, è già tutto a posto. La lettera fatta tutto. Allora la delibera è già fatta. Per la lettera che è arrivata la delibera è già fatta per quanto riguarda quello che ha anticipato il Presidente, escluso il fine salvamento, per cui la comunicazione l'abbiamo ricevuta ieri sera. Stamattina il Presidente ha informato i direttori generali e anche il farmaceutico e quindi formalizziamo poi adesso con una nota. Però sono già state avvisate, mi diceva la dottoressa Scrocaro, che saluto e so che ci sta seguendo, le associazioni delle farmacie. E i direttori generali hanno così, diciamo, in fretta avviseranno i medici tramite le cure primarie e i pediatri di libera scelta, ma in maniera tale che, insomma, che entreremo a regime già da lunedì. Però insomma, se uno oggi trova una farmacia virtuosa che ha ascoltato e dice che può fare, autorizzo ufficialmente a fare il tampone di fine isolamento in farmacia, paga, a ragione. Ecco. È come una delibera, quasi. Nel senso che abbiamo già stanziato i soldi sperando che i cittadini tribulino di meno, perché non possiamo andare avanti così. Io vi ringrazio, noi non ci vediamo. Sagato. Se consente una fugace digressione così extra Covid. Era un altro che diceva se consente. Appunto, vede che ci avviciniamo al tema. È quasi freudiano sto secondo. No, insomma, lei adesso si appresta a migrare nella capitale per partecipare alle elezioni. Giusto, migrare. Per partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica, insomma, no? Allora, al di là degli ordini di scuderia di Berlusconi. Sì, te dico il nome adesso che No, se mi lascia. Al di là quindi degli ordini di scuderia, delle logiche di partito, di Berlusconi, di Salvini, di Draghi. Cioè, con che spirito lei si appresta a compiere questo che è un compito costituzionale? Ecco. Ma io ci vado con entusiasmo,
Ci vado peraltro per la terza volta e quindi mi scuso con i cittadini se non sarò qui a presidiare in Veneto, ma il Veneto è in buone mani e poi ci sentiamo in continuazione. E poi le nuove tecnologie, ragazzi, ci permettono di fare cose che qualche anno fa era impensabile fare, lo sapete meglio di me. E io ho partecipato all'elezione del Napolitano 2, del Mattarella, di Mattarella, adesso di questo nuovo presidente. Ho appreso da queste esperienze che tutto si decide nell'ultimo miglio. Adesso vedo una situazione di riscaldamento a bordo campo con la squadra ancora negli spogliatoi che c'ha ancora la giacca a cravatta su, che deve ancora mettersi su le braghette per andare in campo. Lunedì immagino ci saranno, diciamo, le prime procedure e poi vedremo. Spero ne esca un presidente che rappresenti i cittadini, che sia un'elezione, diciamo, assolutamente condivisa e che sia un inguaribile impenitente autonomista, perché comunque la Costituzione gli permette di fare questo. Allora, in un momento storico nel quale usciamo da una pandemia che è biblica, che è come un conflitto mondiale, abbiamo 229 milioni di euro del PNRR, siamo in un Big Bang della storia pauroso, qui c'è un presidente che creda che la modernità dello Stato non passa solo attraverso i fondi comunitari, ma anche attraverso riforma dell'ossatura dello Stato in maniera federale. Magari vi terremo informati degli sviluppi. Facciamo così. Facciamo così. Vi lascio la dottoressa Russo, che è molto più brava e più informata di me. Prego. Una volta tanto i cittadini non sono tutti uguali, cioè i parlamentari positivi possono andarlo a votare, il Presidente. Io ho letto anch'io sta roba. Allora uno normale prende la multa, un cittadino normale, e invece un parlamentare positivo può uscire di casa. Considera che ho letto sta roba. Cosa pensa? Potrei dire anche quasi niente, nel senso che me lo sono posto anch'io sto problema, no? Dico, della disparità di trattamento. Poi ho cominciato a vedere commenti di costituzionalisti e ho visto che gli hanno fatto una specie di padiglione esterno, quindi votano su un parcheggio. Sembra che ci sia un limite costituzionale che il Presidente abbia elezione legittima se tutti i grandi elettori hanno votato, quindi, o meglio, non hanno avuto impedimenti a votare, perché uno può anche non essere lì e non votare se vuole, e quindi prendo atto di questo, ma spero e mi auguro sia l'unica eccezione in una condizione di eccezionalità. Presidente, anche le persone in quarantena potevano votare prima, andavano le USCA nelle... Ah sì. Non era proprio... Ah, vero, no. Sì, ho capito, però... Non andare a Roma, ma si diventare una persona... Come ci arrivano a Roma? Mezzo privato senza mezzi pubblici. E chi guida? Nessuno non ha la patente? Altro problema. Vabbè. Comunque, guardate, cerchiamo di venirne fuori. Di certo, come si può dire, il rilievo tutti noi ce lo siamo posto, no? Posti. Bene, grazie ragazzi e grazie veramente per essere qui oggi, mi rendo conto, ma insomma, siccome abbiamo chiuso a sera tarda sto accordo per la lettera, noi ce l'abbiamo la copia del dottor Rezza? Abbiamo questa mail, adesso la scannerizziamo, vabbè, insomma, facciamo Photoshop e mandiamo il messaggio che è contenuto, vi trasferiamo il messaggio contenuto. Lascio al controllo. Grazie. Grazie ragazzi, buon weekend, grazie. Arrivederci. Prego, dottoressa Russo. Buongiorno a tutti. Allora, faccio semplicemente una sintesi di quello che ha detto il Presidente. Allora, con gli ultimi provvedimenti, se vogliamo ripetere le semplificazioni e quello che abbiamo detto relativamente al fatto di dare maggiori possibilità a coloro che sono positivi o che sono contatti di fare tamponi,
Abbiamo i contatti scolastici che possono andare in farmacia e quindi questo a carico insomma, dei fondi della Regione, quindi non soltanto nei punti tampone, ma per i tamponi T0 e T5 possono anche andare in farmacia. Potevano già andare, ma adesso lo fanno gratuitamente per i fine quarantena. E poi abbiamo aggiunto, a seguito di conferma scritta da parte del Ministero della Salute, si può fare il fine isolamento anche con la prima generazione. Allora, la prima generazione viene fatta dalle farmacie e anche dai medici curanti. Quindi sono, diciamo, soprattutto insomma, le farmacie, altre sedi che naturalmente possono aiutarci a sostenere questo tipo di percorso. Volevo fare una precisazione relativamente ai costi e della delibera che dava la possibilità di fare il fine isolamento anche ai laboratori privati accreditati che facevano le convenzioni con le aziende ULSS. Sono 15 euro quelli di prima generazione e di seconda, 20 euro quelli di terza e 40 il molecolare. Ecco, così siamo più precisi. I finanziamenti che sono stati posti a sostegno, diciamo, di questa operazione di testing sono stati 5 milioni con la delibera precedente per l'accordo con le strutture private accreditate e 5 milioni quella fatta qualche giorno fa relativamente alla possibilità di andare anche in farmacia. Okay? Sono 10 milioni in totale. Allora, questo è un po' il conteggio. Poi, per quanto riguarda un'altra cosa, volevo dire che per quanto riguarda le farmacie, come diceva il Presidente, sono tutte insomma, modifiche anche informatiche che si stanno predisponendo quasi in tempo reale. Noi abbiamo Azienda Zero che praticamente lavora in continuazione, quindi quello della quarantena veniva già come si può dire indicato quando il tampone si faceva in farmacia. Adesso aggiungeremo quello dei contatti scolastici che naturalmente devono andare in farmacia portando o il foglio che le è stato consegnato dalla scuola oppure quello che hanno da parte dell'ULSS e quindi fanno il test. Per quanto riguarda il fine isolamento, anche lì è chiaro che bisogna avere o la mail dell'ULSS oppure insomma del medico per cui sono in isolamento. Volevo fare, prima di parlare della piattaforma, del nuovo portale, anche una precisazione per Alda Vanzan della sanzione agli over 50. Allora, sapete che ci sono due tipi di sanzioni, una è di 100 euro per gli ultra cinquantenni che saranno fatti una tantum e quindi diciamo è l'Agenzia delle Entrate che si occupa di questo. Per quanto riguarda invece la sanzione lavorativa, per cui se il lavoratore si presenta senza il Green Pass sono 500-600 euro e se la persona si continua a presentare potrebbe anche essere reiterata. Sapete che la persona che va diciamo allontanata dal lavoro perché non presenta il Green Pass è temporaneamente a casa, naturalmente non viene licenziato, ma è come assente non giustificato. Questo è un po' il percorso che regola attualmente il Green Pass nell'ambito lavorativo. Queste sono le cose. Per quanto riguarda invece la piattaforma, il portale, allora noi abbiamo pensato che il soggetto che risulta positivo e che rimane a casa e non viene chiamato, perché voi sapete, abbiamo detto anche l'altro giorno, quello che le aziende possono fare col massimo dell'organizzazione è all'incirca coprire il 40-50% dei nuovi positivi. È chiaro che quando abbiamo 20.000, 18.000 soggetti positivi al giorno, una parte di questi positivi non viene contattata. Molto fanno anche i medici curanti perché contattano i propri pazienti, però altri non sono chiamati. Quindi adesso abbiamo strutturato questo sistema che chiaramente avrà
bisogno di qualche giorno per entrare in piena autonomia, ma tutti i soggetti positivi che però fanno il tampone presso le nostre strutture, non abbiamo ancora il collegamento con le farmacie e con gli altri laboratori, ma speriamo di farlo, ricevono un SMS con questo link, che poi comunque abbiamo fatto anche una piccola sintesi che passeremo a Reggiani in modo che possa darvela. Praticamente riceve questo SMS, la persona si collega. Nel momento in cui si collega c'è una sezione informativa che dice che cosa significa isolamento, cosa significa quarantena, che cosa bisogna fare. È vero che lo sappiamo perché purtroppo, insomma, però l'informazione nel momento in cui uno ha il problema, che è il suo problema, insomma, ha bisogno di essere attenzionato. Poi ha la possibilità di accedere alla prenotazione del tampone, come abbiamo detto, questo senza SPID, per cui si collega e si prenota come fa per le vaccinazioni. Quindi c'è proprio, insomma, l'icona, va lì e si prenota. La data viene calcolata in base alla sua condizione vaccinale, quindi che può essere 7 giorni se permane senza sintomi o 10 giorni. Nel caso in cui il soggetto risulta ancora positivo, questa è un'altra cosa che abbiamo inserito nel provvedimento del nuovo piano di sanità pubblica, può rifare il tampone non più aspettando 7 giorni, ma abbiamo accorciato alla metà, quindi fra 3-4 giorni. Questo perché abbiamo visto che la circolazione di questa Omicron e in parte della Delta che ancora circola sta determinando nelle persone che fanno l'isolamento di nuovo di trovarsi positivo. Quindi attualmente devo aspettare 7 giorni per rifare il test, invece diamo la possibilità di farlo al 3° o 4° giorno, in modo che se la persona è negativa rientra in comunità insomma, lavorativa o meno. E quindi questo è un altro elemento. Poi per quelli appunto, come diceva anche il Presidente, che hanno lo SPID o le altre autorizzazioni per entrare, c'è una scheda personale, quindi Francesca Russo, io posso cliccare se sono sintomatico o asintomatico. Questo per noi è importante perché è la stessa domanda che fa l'operatore praticamente quando telefona, e poi gli viene rilasciato il certificato, l'attestato insomma di inizio isolamento. Se invece, questa è una differenziazione, al momento se la persona invece ha un edema, quindi il suo medico gli ha fatto già la ricetta per l'impegnativa per fare il tampone, allora a quel punto se entra nel sistema non può prenotarsi direttamente da questo, ma lo collega all'azienda ULSS, quindi perché appunto le liste sono differenti, perché voi sapete che la maggior parte delle ULSS adesso va su prenotazione per tutti i tamponi, perciò quelli che se lo prenotano direttamente senza impegnativa ci sono degli slot per questi e degli altri slot che sono invece tutto il resto per quelli che dovessero avere già l'impegnativa, perché magari l'hanno già fatta, il medico gliel'ha già fatta, però stiamo cercando di unire i sistemi in modo che non ci siano slot separati. Comunque il sistema ti guida e ti fa tutto il percorso. È chiaro che ci fossero insomma delle incongruenze o dei problemi, via via andremo a perfezionarli. Questo è un po' tutto questo. Poi diciamo che il certificato di la negativizzazione del tampone ti permette di scaricare anche il certificato di guarigione, come dicevamo prima. Questo è molto importante perché riduce i tempi di rilascio del Green Pass e quindi dovrebbe insomma aiutarci. Per quanto riguarda la scuola, rappresenta veramente un grosso problema. Noi abbiamo questa interlocuzione aperta con questo gruppo degli enti nazionali che sono poi coloro che da un punto di vista sanitario portano avanti tutti gli aspetti decisionali. Abbiamo mandato le nostre proposte e la prossima settimana avremo un incontro, per cui abbiamo fatto un incontro dove abbiamo presentato come regioni, è il gruppo di coordinamento di 5 regioni a sostegno della conferenza della Commissione Salute che si interfaccia appunto col Ministero, l'Istituto, il CTS e la struttura commissariale, e quindi abbiamo presentato queste criticità e loro adesso dovrebbero dirci che cosa insomma
pensano di modificare. Per quanto riguarda la scuola, una piccola modifica c'è stata anticipata ieri sera e riguarda i soggetti disabili, per cui anche in condizioni, diciamo, per cui la scuola ha più di 2 positivi o di 3 positivi, i disabili possono, con l'organizzazione insomma, della scuola, se questa lo consente, continuare in presenza. Rispettando insomma tutte le condizioni di distanziamento se sono più soggetti, comunque questo per agevolare chi praticamente nelle famiglie ha di queste situazioni. Questa è una prima modifica che appunto è arrivata ieri sera. Ecco, poi tutte le altre speriamo insomma di ridurre le quarantene e di ridurre anche il numero di test. Bene, se ci sono domande per la dottoressa Russo. Rispetto a quest'ultima cosa, come tempistica, lei dice c'è un incontro la settimana prossima, vi attendete una risposta in un senso o nell'altro? Noi ci aspettiamo una risposta positiva, perché nel momento in cui abbiamo illustrato quelle che erano le criticità, abbiamo anche fatto delle proposte e abbiamo condiviso le criticità e le proposte con l'istituto e con il Ministero. È chiaro che adesso loro avevano bisogno di fare insomma, una valutazione, degli approfondimenti, ma noi insomma, siamo assolutamente ottimisti sul fatto che abbiamo condiviso che bisogna andare ad una semplificazione, ad una riduzione di queste misure, soprattutto le quarantene, che non costituiscono allo stato attuale un'attività di mitigazione del rischio, mentre lo erano prima, adesso non lo sono più. E quindi diciamo che sono, oltre che insostenibili, non sono utili. Certo. Quando avete l'incontro? L'avete già fissato? Allora, mi hanno mandato una mail poco fa chiedendomi una disponibilità, insomma se eravamo disponibili, noi siamo disponibili, insomma appena loro riescono ad organizzarsi, certamente è abbastanza difficile, io credo nella prima metà della settimana prossima. Bene, grazie mille. Alda Vanzan. Dottoressa, scusi, quindi con lo SPID io posso farmi il certificato di inizio isolamento, il certificato di guarigione e posso anche prenotarmi il tampone nel caso in cui abbia la ricetta del medico? No, anche senza, soprattutto anche senza anche ricetta senza, del medico, però anche se ho la ricetta. Sì, certo. Va bene. I costi, quindi oltre alla delibera quella da 5,5, questa seconda da 5 Tutte e milioni. due da 5. Scusi, questa seconda da 5 era già stata approvata? Sì, questa è stata approvata la settimana martedì, questa settimana. Non c'era il discorso del fine isolamento perché questo, come abbiamo detto prima, l'abbiamo introdotto adesso, ma è chiaro che si lega allo stesso finanziamento. Sì, ma voglio dire, era congelata, nel senso che aspettavate? No, è già passata. Questa è di fine isolamento, adesso lo aggiungeremo con una nota. Vabbè. Bene, se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, grazie e buona domenica.